Buonasera amici telespettatori e ben ritrovati a Televideo Agrigento a tutto campo, 21esima puntata. È stata una settimana importante per lo sport agrigentino, per le squadre agrigentine impegnate nei rispettivi tornei. Ha vinto la SEAP Aragona, però hanno perso l'Acragas e la Fortitudo Basket in una sconfitta casalinga probabilmente inaspettata. Parleremo di Palermo, di Catania e di tante altre squadre sport che riguardano non solo la provincia di Agrigento ma tutta la Sicilia, e poi avremo un ospite particolare in collegamento, ma lo vedrete nel corso della trasmissione. Io saluto subito gli ospiti e ringrazio Fabio Russello di lasicilia.it. Grazie. Buonasera. Fabio. Buonasera. E bentornato a Televideo Agrigento. Bentornata anche a Martina Baruffi, la palleggiatrice della SEAP Aragona. Buonasera a tutti. E benvenuto per la prima volta Edoardo Fontana. Buonasera. Io non ti ho chiesto il ruolo, Edoardo, scusami. Sono una guardia. Guardia della Fortitudo Agrigento. Benvenuto Edoardo. Partirei proprio da te. È stata una sconfitta probabilmente inaspettata questa con Casale Monferrato. Cosa è successo? Sapevamo che sarebbe stata sicuramente una partita difficile, perché loro sono una squadra forte, infatti all'andata avevamo perso anche 10 punti. Diciamo che è stata una partita equilibrata fino al terzo quarto, e poi al quarto quarto loro sono riusciti a darci quel break che non siamo riusciti a recuperare. Inaspettata direi di no, nel senso che, appunto, ripeto, sapevamo sarebbe stata una partita combattuta fino alla fine e loro sono stati più bravi, soprattutto nell'ultimo periodo, a portarla a casa. Martina, vittoria contro Castelvetrano. Tu sei ancora indisponibile per via dell'infortunio, ma sei in via di recupero. Come hai visto la tua squadra? Ma l'ho vista in forma. Ovviamente c'è stato bisogno di tempo per trovare un assetto, per trovare un equilibrio, con Sara, che comunque ha avuto poco campo fino a quando non mi facessi male e sta facendo un egregio lavoro, insomma, e adesso la squadra infatti sta girando molto bene, e con Castelvetrano è andato tutto liscio, quindi speriamo si continui così. Con Fabio parleremo tra poco di Palermo, Serie B. Fabio, ti chiederò qualcosa sulla squadra rosanero. La Serie B non si è disputata, Serie B di calcio, però abbiamo il prossimo turno e classifica del torneo cadetto: Cremonese Verona, Cosenza Palermo, Salernitana Venezia, Carpi Crotone, Cittadella Padova, Ascoli Benevento, Perugia Livorno, Brescia Foggia, Lecce e Pescara giocheranno il 20, il 30 e il 31 marzo per via di anticipi e posticipi, per una classifica che vede al comando il Brescia con 50 punti, la squadra rosanera a 49, il Lecce che ieri ha battuto nel recupero l'Ascoli per ben 7-0, dunque Lecce a 48 punti al terzo posto. Fabio, intanto ti chiedo che effetto ti fa vedere Cosenza Palermo e Lecce a un passo dalla Serie A, comunque che lotta per la Serie A, visto che l'anno scorso e 2 anni fa giocavano all'Esseneto. Quasi quasi un sospiro malinconico. Viene un po' da piangere, perché ci eravamo abituati all'appuntamento della domenica ad andare a vedere le partite dell'Acragas, tanta gente allo stadio, però insomma bisogna ricominciare, guardare avanti. Probabilmente è inutile piangere oggi sull'attraversato, bisognava pensarci prima, quando la situazione stava precipitando. Speriamo per il Palermo, dai, avere una bella squadra in Serie A per la Sicilia è bello, perché magari sarebbero tanti gli agrigentini che andrebbero a vedere una partita di Serie A che qui ci manca. Anche perché è una situazione che il Palermo, anche societaria, sembra che si stia un po' sistemando. Adesso il Palermo si è un po' rimesso di nuovo sui binari giusti, ha un po' perso di terreno rispetto al Brescia, che abbiamo visto che è al comando della classifica, perché c'erano stati dei problemi di carattere societario ed economico. Tutti ricorderanno lo sfogo in televisione del calciatore del Palermo, quando aveva spiegato che era difficile giocare senza gli stipendi. Però mi sembra che adesso la situazione si stia di nuovo rassenerando, e quindi speriamo forza Palermo per tutti noi siciliani, insomma. Palermo che giocherà a Cosenza proprio sabato prossimo. Passiamo subito alla Serie C, perché abbiamo tanto materiale da mostrarvi. Il Catania ha sconfitto inaspettatamente a Reggio Calabria. La regia propone subito il risultato e fa benissimo, perché come potete vedere il Catania ha perso 3-0 nettamente a Reggio Calabria. Le altre siciliane, il Siracusa ha vinto a tavolino
tavolino praticamente con il Matera ormai escluso. La Sicola Leonzio ha perso nettamente a Catanzaro 3-0, ha riposato il Trapani con la Juve Stabia che sta giocando. Dunque nel corso della trasmissione vedremo di farvi avere il risultato della capolista. Vediamo subito la classifica, oppure prima della classifica, sì, eccola, 63 punti appunto come vedete per la Juve Stabia, però torneremo a vedere la classifica perché abbiamo un'intervista che dura proprio un minuto a mister Novellino, allenatore del Catania, che cerca di giustificare un po' questa debacle della squadra rosso-azzurra. Vediamo. Allora, l'approccio è stato buono, poi è venuto fuori a livello caratteriale, insomma, loro ci hanno un attimino superato, però una mentalità, un atteggiamento che a me non piace, dobbiamo lavorare su questo. Quello su Marotta, mi sembra che lui abbia avuto una discussione con un giocatore della Regina, ha buttato sta palla, ma al di là di questo non è questa la cosa importante. La cosa importante è che ci tengo a sottolineare che l'atteggiamento nostro non è stato bello, assolutamente. Non sono squadre mie queste, le mie squadre sono abituate a lottare fino in fondo e caratterialmente io pretendo molto di più, perché non si è belli. Io credo che con la presunzione non si vada da nessuna parte, con l'umiltà si entra in tutte le case e un po' di presunzione ci sta pure, ma alla fine credo i colpi di tacco, di punta non servono, un atteggiamento molto ben diverso. A Siracusa o a Catania? Eccoci tornati in studio, dovremmo avere in collegamento un illustre ospite, scusate, Angelo Busetta, che è l'ex allenatore dell'Acragas, però ancora la regia sta predisponendo il collegamento. Fabio, hai sentito le parole di mister Novellino, allenatore navigato, insomma Serie A, Serie B, inutile. Il nostro giornale oggi nell'edizione nel tomo sportivo ha titolato "Del Catania preso a pallate a Reggio Calabria", quindi i nostri inviati hanno raccontato di una partita giocata molto male dal Catania, probabilmente anche l'approccio mentale. Il Catania purtroppo quest'anno è già il secondo allenatore che cambia, era partito come tutti sanno con Sottil, però il gioco non è mai stato da squadra che, almeno per la rosa e per la qualità sulla carta dei giocatori, dovrebbe essere certamente di una cifra maggiore. Milioni di euro di giocatori. Beh, ci sono Biaggianti, ci sono Lodi, ci sono Marotta, ci sono anche lo stesso Di Piazza, c'è Marchese, insomma ci sono dei giocatori che potrebbero probabilmente tranquillamente giocare in Serie B. Però la piazza di Catania è una piazza che ha molta fame, perché dobbiamo ricordare che fino a 6-7 anni fa era una squadra che giocava, faceva le partite in Serie A, giocavano contro il Milan, contro l'Inter, contro la Juventus. Ha sfiorato l'Europa League. Ha sfiorato l'Europa League, Mascara collegato che è stato convocato con la nazionale, il primo giocatore del Catania in nazionale, quindi è una realtà diversa e che il pubblico catanese digerisce male questi 5 anni di Serie C. È un pubblico che non può continuare con la Serie C. Non può continuare, nonostante il tifo sia comunque caloroso, perché 16.000 spettatori, ricordiamo, domenica scorsa al Cibali nella partita vinta al Massimino con la Juve Stabia. Però lo chiediamo a mister Angelo Busetta, una vecchia conoscenza del calcio agrigentino, allenato l'Acragas negli anni 90. Benvenuto da tutto campo, mister Angelo Busetta. Buonasera a tutti e a tutti gli agrigentini. Buonasera mister, ci occupiamo nel corso della nostra trasmissione non solo di squadre locali, comunque della provincia, ma come vede anche del suo Catania. Come ha visto ieri la squadra rossa-azzurra in netta difficoltà a Reggio Calabria contro la Regina di Zibert, che è una vecchia conoscenza del calcio agrigentino, perché ha giocato proprio in Lega Pro. Cosa è successo? L'ho visto molto male, una squadra che non ha cominciato a giocare praticamente, è stata una vittima predestinata per questa squadra della Regina, che praticamente in avanti aveva tre elementi molto forti che hanno messo in difficoltà non solo la difesa del Catania ma tutta la squadra. Quindi onore alla Regina che oltretutto è allenata da un mio ex giocatore, che è Massimo Drago, che ho avuto io in occasione della vincita del campionato quando ho portato il Catania nei professionisti. Quindi Massimo Drago era uno dei miei centrali
una persona molto seria e molto preparata. Mister Novellino ha parlato di mancanza di umiltà della squadra. Questa non è una squadra che riconosco, non è una squadra che è entrata in campo con la giusta mentalità, è mancata proprio l'umiltà. Ma in effetti il blasone, chiamarsi Catania non vuol dire assolutamente nulla. Se tu non vai in campo, ecco, come dicevate voi, con quella umiltà che è tipica dei giocatori della Serie C, quindi niente, un Catania un po' occhioso, un po' pieno di boria, che praticamente pensava di arrivare a Reggio e continuare quella ascesa dopo la vittoria di Catanzaro, la vittoria con la Juve Stabia. Invece hanno dovuto fare i conti con la prestanza fisica e con la organizzazione, diciamolo pure, di gioco da parte della Regina. Mister, c'è Fabio Russello della Sicilia.it che voleva farle una domanda. Prego Fabio. Mister, secondo lei per quale ragione già con Sottile non si riusciva ad avere questa mentalità da grande squadra, quale dovrebbe essere il Catania vista la rosa che ha a disposizione, però anche Novellino, che è un altro allenatore anche navigato, non riesce a dare questa svolta dal punto di vista caratteriale? Secondo lei perché? Cos'è che non va in questo Catania? Ma cos'è che non va? Io non vorrei entrare nei particolari. Comunque gestire un gruppo come il Catania, cioè di gente con dei trascorsi validi, non è una cosa facile per l'allenatore. Io penso che l'amico Sottil, Andrea, ha sbagliato, credo che non abbia avuto un rapporto idilliaco con lo spogliatoio, e questo quando non c'è questo tipo di rapporto, il giocatore è una razza particolare, se tu devi capirne la personalità individuale, sono 25 elementi che devono uniformarsi alla tua personalità, e penso che Andrea non abbia avuto questo tipo di rapporto lineare con i giocatori nello spogliatoio. Per quanto riguarda Novellino ha dato quell'input, siccome lui è un sanguigno, è uno che subito si è presentato con quello che è il suo carattere. Il carattere è un po' irruento, una persona che non le manda a dire, una persona che vuole che i giocatori diano tutto in campo. Quindi, però c'è stata una prima pausa col pareggio in casa col Potenza, che normalmente lui ancora non conosceva gli elementi, poi l'escalation con le 2 vittorie, e adesso un tonfo in maniera verticale lì a Reggio Calabria. Quindi vuol dire che qualche cosa nel lavoro di Novellino deve essere ancora smussato, perché c'è qualcosa che ancora non va. La ringrazio mister Busetta, ovviamente un grande saluto giunge anche da Agrigento, perché lei ha allenato l'Acragas nella stagione 93-94, se non sbaglio, mister. Sì. Abbiamo fatto, io sono arrivato ad Agrigento in un momento particolare, l'Acragas era in brutte acque, e poi abbiamo fatto una ottima salvezza, quindi con me c'erano dei giocatori, uno su tutti, è stato Catalano, Peppe, infatti, che praticamente è stato uno degli artefici di questa salvezza, perché nella gara definitiva nel Lazio lui era in panchina, è entrata e ha risolto i problemi della squadra. Quindi Peppe Catalano, che è un gran bel giocatore, è chiaro che io l'ho avuto quando lui era avanzato negli anni, ma comunque la sua classe era adamantina. Visto il livello attuale, sarebbe un centrocampista da Serie A senza ombra di dubbio, mister Busetta. Io credo che Peppe oggi, vabbè, come lo ha fatto anche in passato, poteva giocare in Serie A con una gamba. Peppe c'è giocato in Serie A comunque. Con l'Udinese ha vinto un campionato di Serie B. Poi mi pare che abbia fatto, adesso non sono sicuro perché avevo tanto tempo, però credo che abbia anche delle presenze in Serie A. Comunque. Sì, forse qualcuno come è stata una bandiera dell'Udinese, l'ha trascinato lui in Serie A. Grazie mister Busetta, la ringrazio per il suo intervento. Lei attualmente allena, mister? No, io ho staccato la spina, signori, ho staccato la spina anche perché, ve lo posso dire, è un calcio che non mi piace più. Oltretutto io sono avanti negli anni, ma comunque sono ancora 80 voglia del profumo dei campi di calcio. Io vivo a Paternò,
seguo con molto affetto la squadra del Paternò che farà i play-off in eccellenza, con uno sguardo ipotetico ad andare in serie D. Comunque io auguro all'Akragas, che stanno facendo anche un campionato di promozione, dovrebbero far tornare gli addetti ai lavori in questa squadra ai fatti di una volta, quindi cerchiamo di unirci tutti agrigentini e cerchiamo di fare di nuovo grande l'Akragas. Grazie mister, grazie, in bocca al lupo per il suo Paternò, grazie. Buonasera a tutti. Allora, subito classifica i risultati di Serie C, Busetta sempre sanguigno, Fabio. Allenatore di grande tradizione, classico di queste categorie. Un grande allenatore. Vediamo subito i risultati, la classifica. Vediamo Juve Stabia 63 punti, ma sta giocando contro il Rieti, Trapani 61, Catania 57, altre siciliane. Abbiamo la Sicola Leonzi a 39 e la Siracusa a 29 punti, poi chiude il Matera ormai radiato praticamente a 0 punti. Juve Stabia che se oggi vince va a 66 punti, potrebbe ulteriormente allungare nei confronti del Trapani a poche giornate dalla fine. Poi se la giocherebbero Fabio, Trapani, Catania, Catanzaro e il sorprendente Potenza attualmente di Raffaele, Pino Raffaele. Ci sono anche altre squadre, come dire, potrebbero fare i playoff all'inizio, però insomma credo che poi alla fine purtroppo chiuso il discorso della promozione diretta, probabilmente sarà tutto tra Catania e Trapani. Catania e Trapani, sì. Speriamo almeno. Sì, sempre Catania, che la Juve Stabia del Bruno Vicente non... difficile il Catania, la Juve Stabia tutto il campionato fatto ad un livello davvero altissimo, pochissimi cali di tensione, quindi difficile. Benissimo, a proposito di livello altissimo, abbiamo intervistato un grande ex giocatore dell'Akragas che ha disputato il torneo di Serie C nella stagione 2015-2016, arriva a gennaio, è un nazionale maltese, Zach Muscat. Zach praticamente stava andando a fare la rifinitura qualche ora fa, lo abbiamo intercettato proprio a volo con il suo smartphone, ci ha concesso questa veloce intervista perché domani affronterà niente poco di meno che la Spagna di Asensio, il cui Fabio qua è molto legato a questo giocatore per via dei trascorsi anti-juventini, Asensio, Rodrigo e altri campioni come Morata, per cui marcherà sicuramente uno di questi tre giocatori. Vediamo l'intervista, poi rientriamo in studio. Allora, Zach Muscat, benvenuto da Tuttocampo. Zach, domani partita importantissima per te da ex Akragas contro la Spagna, le tue sensazioni prima di questo big match? È un po' di tempo che aspetto questa partita, da quando sono usciti i gruppi, appena visto la Spagna giocare con questi campioni sarà una bellissima esperienza sicuramente. Poi il fatto che veniamo da questi 3 punti di sabato scorso ci ha dato proprio questa spinta per andare a dare tutto in questa partita, perché ci crediamo di fare veramente una bella prestazione. Zach, ovviamente siamo tutti orgogliosi di te in quanto sei un ex biancazzurro. Sì, vi porto sempre nel cuore, tutta Agrigento. Infatti saluto tutti i tifosi, tutti gli agrigentini che ci hanno sostenuto sempre in quell'esperienza che ho avuto 3 anni fa. Tu sei ancora alla Pistoiese? Adesso è 1 mese e mezzo che mi sono trasferito proprio in Portogallo. Sì, ero a Pistoia fino a proprio l'ultima giornata del mercato, e poi sono successe un paio di cose, sono dovuto trovare un'altra soluzione, ho trovato questa bella società in Portogallo, sempre alla 3ª divisione, si chiama Olhanense, è una squadra con una maglietta rosso-nera. Praticamente si trova negli Algarve del sud del Portogallo. Abbiamo praticamente tutta la dirigenza che è italiana, e un'informazione, sì, e praticamente vi dico che quello che mi ha portato in Portogallo era propriamente la prestazione che ho avuto proprio con l'Akragas a Foggia,
perché il direttore che sta qua era a Foggia, ha avuto una buona impressione da me quella partita, è venuto qua e mi ha chiamato appena aveva saputo che sono in uscita, quindi anche quello mi ha portato per in Portogallo l'Acragas. Esatto. Si gioca nello stadio nazionale, che è proprio dove siamo adesso. Questi sono praticamente, questo è il retro dello stadio, siamo là dentro lo spogliatoio. Sfiderai la Spagna, chi marcherai? Asensio, Morata, Rodrigo? Sarà tra Morata, Asensio e Rodrigo, saranno tutti e tre, mi sa, tutti e tre contemporaneamente. Come ho detto prima, saluto tutti, vi abbraccio tutti e come ho detto prima vi porto sempre nel cuore. Ciao Zach, ti auguriamo il meglio, ovviamente Forza Malta per domani, in bocca al lupo. Ciao, a tutto. auguri. Fabio, un ex Acragas in nazionale sfiderà la Spagna di Asensio, che mi dici? Dico che tu che hai a cuore questo Asensio. Ma è una bella cosa, dai, c'è uno che comunque di recente ha giocato qui all'Esseneto, che abbiamo visto che gioca un calcio di un altro livello, ma si era già visto che comunque anche quando è venuto a giocare ad Agrigento già giocava in nazionale, si vedeva che anche come struttura fisica e anche come capacità, diciamo così, tattica, era uno che evidentemente frequentava palcoscenici internazionali. L'esperienza internazionale è fondamentale per la crescita di un giocatore, quindi una cosa è che tu fai le partite alla nazionale anche con Malta piuttosto che non farle. Questo deve marcare Asensio, deve marcare Rodrigo, Morata. Siamo a livelli altissimi. Dunque cambiamo subito, ecco, stiamo vedendo forse immagini di Malta Faroe con il nostro Zach che è subentrato nella ripresa, questo proprio i gol della partita, e dovremmo avere, se non ricordo male, anche qualche immagine di Spagna non c'è Spagna-Norvegia, però questa è Malta-Faroe con la vittoria appunto della squadra di Zach Muscat. Cambiamo subito argomento perché adesso andiamo a toccare un tasto un po' particolare perché ieri nel corso di una telecronaca di una partita di Serie D Campana ed esattamente Agropoli Sant'Agnello è successo qualcosa che ha praticamente sconvolto tutto il giornalismo italiano, perché sono immagini e soprattutto l'audio che è stato ripreso da tutte le emittenti nazionali, ma anche siti internet come il Corriere e la Gazzetta, il perché lo vediamo in questo servizio brevissimo di 30 secondi, poi rientriamo in studio con proprio l'ospite che vi dicevo. La regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile, è uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove delle società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della federazione, una cosa del genere. Dunque l'arbitro è dunque di Castellammare di Stabia, si tratta di Antonio Liotta, coadiuvato da Gianluca Caianiero di Napoli e Annalisa Moccia della sezione di Nola. Eccola qui, la vedete, una cosa impresentabile per un campo di calcio. Una cosa impresentabile, uno schifo vedere una donna arbitro, ma sono stati tanti gli aggettivi di Sergio Vessicchio, che proprio oggi è stato sospeso dall'Ordine dei giornalisti della Campania, in quanto, leggo testuali parole, il giornalista di Agropoli ha deriso in diretta durante una partita di calcio una donna assistente dell'arbitro ed è stato sospeso dall'Ordine dei giornalisti della Campania. Questo è il comunicato del presidente dell'Ordine Ottavio Lucarelli. Nonostante però le critiche ricevute, Vessicchio ha tirato dritto ed ha rincarato la dose anche su Twitter. Dovremmo avere anche una grafica del post appunto twittato dal giornalista campano, che tra poco avremo in collegamento, perché la regia sta predisponendo proprio la telefonata. Fabio, un commento veloce su questa cronaca che tante polemiche ha suscitato. Io sono iscritto all'ordine da 25 anni e, se permetti, io mi vergogno di aver sentito che c'è un collega che ha pronunciato queste parole. Peraltro la cosa più grave è che tu puoi anche dirle perché magari sei preso dalla foga
allora è sbagliato anche preso dalla foga, però può capitare che preso dalla foga puoi anche dire qualcosa che va oltre le righe, ma confermare. Ecco Fabio, anche... sì, io ritengo personalmente che far arbitrare le donne nel calcio sia sbagliato per molti motivi, quindi confermo il mio pensiero, perché tutti questi squallidi moralisti non fanno una battaglia per farle giocare insieme ai maschi, la vera discriminazione è questa, dice Sergio. La cosa più grave è che nonostante scusate il termine, la cazzata che ha detto durante la telecronaca, insiste su questo concetto, quindi probabilmente lui, non lo so, vive nel Medioevo, io adesso non lo so, però io sono sposato, ho una figlia, e il messaggio che io do alle donne che vivono con me, mia figlia e mia moglie, è che tra me e loro ovviamente non c'è alcuna differenza, che tutti... Lo chiediamo subito a Sergio perché è un ragionamento secondo me folle. Sergio, buonasera, abbiamo visto il video, il filmato con che tanta polemica appunto ha suscitato in tutta Italia. Fabio Russello, giornalista della Sicilia.it, ha commentato proprio in maniera un po' come possiamo dire, Fabio, un po' si è arrabbiato. Le follie vanno commentate per quello che sono, cioè però abbiamo ovviamente il diritto di replica, abbiamo il punto di vista di Sergio Vessicchio, che hai anche confermato quello che hai detto su Twitter in quel post che abbiamo appena visto. Sergio, puoi dire quello che vuoi, è tutto tuo il microfono. Io intanto saluto tutti quanti, buonasera, ci mancherebbe altro, ho già provveduto attraverso il TG1 e altri organi di stampa, la faccio anche attraverso il vostro rispettabile organo di stampa, ho già chiesto scusa laddove io avessi sbagliato. Naturalmente chiarisco che nelle mie parole non c'era nessun atteggiamento sessista, nessuno, e dico nessuno, perché probabilmente sono stato incauto e fuori luogo nel dire quelle cose, e questo lo dico totalmente, perché non si dicono quelle cose là, e come le ho dette. Il mio concetto, che confermo, è innanzitutto i falsi moralisti, perché sto avendo da tutta Italia delle telefonate che comunque non condivido, dalle quali mi viene detto hai ragione, la pensiamo tutti così. Perché? Perché a mio avviso, ma questa è una cosa che la dico da 10 anni, non da adesso, a mio avviso le donne debbano arbitrare, le donne, ieri era giusto che una donna arbitrasse Juventus-Fiorentina, e gli uomini devono arbitrare gli uomini e non vanno ad arbitrare le partite delle donne. Quindi nessun atteggiamento sessista, la donna secondo me arbitra meglio di questa classe arbitrale becera fatta da uomini, e io chiedo pubblicamente. Ma c'è la Capotondi è vicepresidente della federazione della FIGC, dai, come fai a dire che non è sessista? Hai detto una cazzata, ti sei scusato, quindi ne prendiamo tutti atto che ti sei scusato, però ti stai andando è Fabio Russello della Sicilia.it, Sergio, stai andando a infilare in un vicolo cieco. Tu hai detto correttamente mi scuso, ho detto una scemenza, va bene, questo secondo me, punto. Hai detto una scemenza, appunto, ti sei scusato, io ne prendo atto, però mi pare che l'ordine ti abbia correttamente sospeso, perché credo che tu debba scusarti ancora più ad alta voce, mi pare. Vediamo Sergio. No, il problema è che io sono sospeso per aver fatto una gaffa. No, ci sono altri colleghi, tipo Di Maio per esempio, dopo aver insultato i giornalisti solo perché era Di Maio, e non solo i giornalisti, hanno subito chiuso la vicenda. Io invece ne hanno trasformata in una situazione sessista. Di sessismo non c'è nulla, ho sbagliato a dire quelle cose, ma non era sessismo, ci tengo a precisare questa cosa, la dirò fino in fondo. Ho chiesto scusa alla ragazza, ma la ragazza non c'entra, le mando i fiori, le rose, perché è giusto che sia così. Per me, ripeto, arbitrano meglio le donne che gli uomini, però in questo mondo dove vengono vessate, insultate, fatte oggetto di risate, si spogliano davanti agli uomini perché non ci sono spogliatoi, finestre senza infissi, porte senza niente, uno schifo sui campi di calcio della Campania dove sono costretti a spogliarsi, fra l'altro non c'è il doppio spogliatoio quando vanno in terna, e quindi loro sono probabilmente delle vittime, ma non vittime del mio pseudosessismo, sono reali vittime. La federazione non apre gli occhi, qui in Campania abbiamo una federazione vergognosa, un'area settore arbitrale in liquidazione, con arbitri uomini scadentissimi,
dove ogni domenica succede un martirio. La ragazza in questione, in quella partita, è stata la migliore in campo dei tre, perché quei due là non erano all'altezza sua, assolutamente. Quindi il mio non è sessismo, ho detto è uno schifo che fanno una promiscuità e lo confermo, io sono contro la promiscuità, assolutamente. Abbiamo Martina, scusami Sergio, scusami. Dite la verità, non è possibile mandare una figlia vostra a fare l'arbitro e spogliarsi in quelle condizioni. È una vergogna. Scusami Sergio, è un tuo punto di vista. Scusa, ma tu non hai parlato di... Hai detto che è uno schifo che una donna arbitri una partita tra uomini. Tu adesso stai facendo tutta la filosofia. Devi solo chiedere... Sergio, come ti chiami? Sergio, mi pare che... Devi solo chiedere scusa, dopodiché basta, senza fare la presa, perché la toppa è peggiore del buco. Adesso parola a Martina. Scusami Sergio, Martina Baruffi. Ma che cosa devo fare più? Sì. Moralisti del cazzo quali siete? Devi solo chiedere scusa. No, ma l'ha chiesto scusa. Scusa, punto. Senza precisare le donne si devono spogliare davanti agli uomini, le donne, gli altri. Scusami. Non ho capito niente di questa, invece di cavalcarla positivamente. Date addosso al giornalista. Quando vi siete tolto di mezzo il giornalista, si ripropone la vicenda, o non vi rendete conto? Scusami Sergio, c'è il punto di vista di Martina Baruffi della SEA Paragona, la palleggiatrice della squadra di pallavolo femminile. Prego Martina. Ecco, la pallavolo femminile deve arbitrare le donne. Vediamo cosa dice Martina. Aspetta Sergio, vediamo Martina, prego. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei. Qua il discorso è che lei dice non si sta parlando, non si fanno differenze tra uomini e donne, no? No, io non ho detto questo. Lei ha detto che per lei le donne ad arbitrare il calcio sono uno schifo, tra virgolette, giusto? No, arbitrare gli uomini è uno schifo, è una promiscuità inaccettabile. Ieri Juventus, l'altra squadra fiorentina, doveva arbitrarla una donna. Tra l'altro sostengo che la vera discriminazione la fa la federazione. Perché non manda una donna di serie A a mandare ad arbitrare la Serie A? Ma qual è il problema per lei se una donna arbitra gli uomini, scusi? Come? Qual è il problema se una donna arbitra una squadra di... È un sacco di problemi. Quali problemi? Non ci nascondiamo. È un problema, non è sessismo questo qua. È un problema. No, è sessismo, perché questi stereotipi sono passati da un pezzo. Non è sessismo, non confondete, non siate ignoranti in questo. Ma a me un po' ignorante lo sembra lei, facendo questi discorsi qua. Io e ripeto che le donne devono arbitrare le donne, gli uomini devono arbitrare gli uomini. Senta, gli uomini, appunto, siamo nel 2019, abbiamo la parità dei sessi, quindi siamo noi donne, possiamo fare quello che vogliamo. Le posso chiedere una cosa? Sì, mi dica. Se nella squadra sua di pallavolo femminile mettono un uomo, va bene? Qual è il problema? Certo, noi mettiamo una donna a fare il centravanti della Juve, va benissimo. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Se gioca a pallavolo ci sono sia arbitri donne che arbitri uomini, Ma non c'entra niente, è per questo che secondo me tu più parli e peggio è. La differenza è quella. Ma mettermi in bocca che io avrei detto contro le donne, no, assolutamente, le donne arbitrano molto meglio degli uomini. Va bene. Però si sta contraddicendo. No, assolutamente. No, lui dice arbitrare gli uomini, devono arbitrare solo le donne. Ecco, ma è una follia, cioè non ha senso questo ragionamento, nemmeno nel 1300 avrebbero fatto questo ragionamento, cioè nemmeno quelli del Raqqa fanno questo ragionamento. Avete preso l'incaponata del sessismo, del giornalista che è attaccato e via dicendo. Non è così, ascoltate, ragionate su questa vicenda. Va bene Sergio, importante comunque che hai chiesto scusa sia ad Annalisa Moccia che la guardaline, appunto. Se ho offeso qualcuno chiedo scusa. Sì, bene, no, dico, ti sei sentito con Annalisa, ti sei scusato con il guardaline?
non mi sono sentito. Ho capito, ma indirettamente ecco, gli hai chiesto scusa, per cui questo è già stato un gesto importante. Le manderò le rose nei prossimi giorni. Ecco, le manderei un bel mazzo di rose. Io ti ringrazio intanto per il tuo intervento, capisco che sei sotto pressione da tutte tali in questo momento e ci hai concesso ecco, questa breve replica alle accuse che ti si sono, diciamo... che era meglio che non replicava. Ecco però Fabio c'era meglio che non replicava, però. Io ti ringrazio lo stesso Sergio e in bocca al lupo per il tuo lavoro e spero in futuro di non incappare più in queste, come dire, queste figuracce? Minchiate, si chiamano minchiate, quello è il termine punto di vista. Bambini, portateli a letto. Grazie Sergio, arrivederci. Ciao. Grazie. Scusate il termine, però era solamente... Non ho chiesto il punto di vista ad Edoardo su questa storia. Secondo me si tratta di capacità. Una donna, se ha le capacità di arbitrare degli uomini, può farlo tranquillamente. Anche perché in tutti gli sport, anche nel basket, mi sembra ci sono arbitri donne. Sì, ci sono, assolutamente, sì. Non ci sono mai stati problemi. Non ci sono mai stati problemi. Abbiamo anche delle immagini, non so se la regia ce le ha, di arbitri donna, appunto, che hanno arbitrato... Ecco, c'era forse, ecco, è successo qualcosa di strano alla guardalinee. Era un'immagine che forse dovevamo vedere quando parlava Sergio. Ecco, praticamente ha rischiato una pallonata in faccia l'arbitro, la guardalinee in questione. Dei piccoli incidenti, ecco qua magari c'è stato un tocco di troppo del calciatore, forse erano queste le cose a cui si riferiva Sergio, ma non lo voglio in Serie A nella Bundesliga, in Serie A, quindi ecco. Esatto. Ecco, vediamo questa è una pallonata praticamente in faccia presa dalla povera guardalinee, poverina. E capita nella pallavolo qualche schiacciata che rimbalza sull'arbitro? Sì, è successo anche che siano caduti dal seggiolone con persone che vanno a fare recuperi e tirano giù, cioè capita. Ma si fanno male sia gli uomini che le donne. Ma infatti, siamo fatti tutti di carne e ossa, cioè nel senso... Tra l'altro, Edoardo, ho saputo anche che c'è una donna che ha allenato in NBA. Sì, assolutamente, sì. Ma ci sono anche assistenti allenatori donne, ci sono dei preparatori atletici donne, è normale, cioè siamo nel 2019, penso sia una cosa normalissima che... possano allenare e arbitrare le donne normalmente. Anche ad Agrigento con l'Acragas in Serie C, se non sbaglio in Serie D venne Martina Bovini, sì, secondo me, bravissima guardalinee. La cosa strana è che noi stiamo discutendo di questo, che Esatto. secondo noi già di per sé è una follia, nel senso non che esiste una diversità. Secondo me non ci sarebbe, io posso capire come dire, una giocatrice donna che va a giocare con gli uomini per una questione di struttura fisica, allora come gli uomini, come dire, un pallavolista uomo abituato già, tant'è vero che la rete quando giochi la pallavolo maschile è 2,40 e qualcosa, credo quella femminile è più bassa, ma anche nel basket nel basket il pallone è diverso, per esempio. Esatto, quindi io posso capire, come dire, cioè giocare, perché la differenza per una questione fisica, cioè una questione, come dire, naturale, sì, vabbè, quindi non è una questione di sessismo qua, però l'arbitro che deve semplicemente giudicare se tu stai rispettando una regola o non la stai rispettando, cioè io non capisco perché ne stiamo discutendo. Benissimo, cambiamo subito argomento e spostiamoci, rimaniamo in Serie D, vediamo classifica e risultati della Serie D. A questo punto salterei la sintesi, dato che ci siamo dilungati con Sergio Vessicchio e questa polemica di Messina, città di Messina Marsala e Nocerina San Cataldese. Vediamo la classifica e i risultati: Locria Cireale 3-1, Palmese Bari 0-0, Portici Messina 2-2, Castrovilla Turris 1-1, Gela Cittanovese 1-6, il Gela Virtus Roccella 0-0, Nocerina San Cataldese 3-3, Città di Messina Marsala 0-2. Si giocherà il 3 aprile Troina Rotonda, per una classifica che vede il Bari in vetta ormai a un passo dalla Serie C a 66 punti, poi segue la Turris a 55, il Marsala a 46, la Cireale a 41, l'altra siciliana il Gela a 40, il Torino a 36, il Messina 33, Città di Messina 28, San Cataldese 28 punti alla disperata ricerca di punti salvezza per evitare play-out, e poi chiude l'Igea Virtus a 20 punti. E a proposito di Serie D, io non so se la regia può passare delle immagini di Campobasso Isernia, partita che si è giocata qualche weekend fa, qualche settimana fa, perché c'è stato un fatto che... ecco, guardate cosa è successo. Il centrocampista ospite Albino Fazio lo rimette in gioco. Il pallone finisce in aria, un difensore ingenuamente lo raccoglie con le mani, credendo di aver udito un fischio dell'arbitro, che però decreta il rigore. Sul dischetto si presenta ecco, siamo in diretta, commentiamo.
Hai visto quello che è successo? È stato... Dovrebbe esserci anche l'intervista, il calciatore ha buttato fuori il Gli calcio. applausi del pubblico di casa sottolineano il gesto sportivo e inconsueto, ma al termine della partita persa per 3-0 da Lisernia, il gruppo di ultra biancocelesti esprime il suo disappunto e il giocatore viene messo sotto accusa anche per il suo passato in maglia rossoblù. Io ho ritenuto fosse la cosa più giusta, ma a prescindere dall'avversario, dalle circostanze, anche se mi fossi trovato in altri contesti avrei fatto sempre la stessa scelta, perché per me era la cosa più giusta, e devo dire che questi sono i valori e l'etica che ci ha sempre trasmesso e insegnato anche la società dell'Isernia, la società in cui milito. Va bene, rientriamo in studio. Rientriamo in studio, Fabio, il gesto è stato esemplare. Vabbè, qui anche questo è significativo, perché praticamente chi fa un gesto eticamente da rispettare è chiamato lì a giustificare con altre persone quello che sta facendo, e che soprattutto in queste categorie il calcio, questo è un derby, mi pare di aver sentito Campobasso di Isernia, quindi sì. È un derby probabilmente sentito anche là. L'arbitro ha fatto bene a dare rigore. Sì, quello dal punto di vista, anche se fosse stata una donna credo che avrebbe gettato il rigore, perché comunque la regola è quella. Dico, probabilmente è che c'è l'idea della tribù, c'è una mentalità tribale nel vivere queste partite, e quindi l'attaccante avrebbe dovuto, secondo loro, segnare in barba a qualunque comportamento etico. Ha fatto bene. Invece nel basket e nella pallavolo non accadono mai, diciamo, gesti del genere, non so, errori, magari squadre ferme, canestro. No, può accadere nel basket, per esempio, una palla contesa che l'arbitro non sa chi assegnarla e magari il giocatore si accusa, per esempio, di aver toccato la palla. C'è più fair play forse nel calcio, nel basket? No, questo secondo me dipende più da ogni singolo giocatore, cioè dai valori che hai come persona, sicuramente. In questo caso è stato un gran gesto di fair play. Invece nella pallavolo, Martino? Da noi è un po' più difficile, perché comunque essendo uno sport con una rete in mezzo è più difficile da vedere, magari può essere fischiata una palla toccata che magari esatto, che uno magari l'ha toccata invece viene fischiato di no, e se uno si autoaccusa del... può capitare, dipende dalla partita ovviamente. Dipende anche dalla circostanza. Non certo. Sempre. Rimaniamo con la pallavolo, vediamo le interviste del post partita sia a Paragona Castelvetrano, poi rientriamo in studio perché abbiamo un altro servizio interessante. Sì, è così, lo stiamo già affrontando, e in settimana, un po' scherzando, un po' no, avevo chiesto di togliere questo set che perdiamo sempre, perché nelle ultime 4 partite con Santa Teresa potevamo vincere 3-0, ma è stato un 3-1, Terrasini e Nola uguale, l'ultima a Reggio Calabria uguale, però queste sono le nostre caratteristiche e ce le prendiamo nel bene e nel male, nel senso che se io arrivassi a fine campionato dove su tutte le partite importanti con avversari forti vinco, perché giochiamo bene, e con quelli un pochino più dietro in classifica fatico ma vinco, è perfetto. Continuiamo il nostro lavoro, diciamo, normale, mettiamolo così, nel senso che stiamo lavorando su un nuovo sestetto, e quindi prepareremo la partita al meglio come sempre, e andremo a fare, spero, visto che l'avversario è importante, un'altra partita speciale. Abbiamo lavorato molto in settimana, in queste 2 o 3 settimane che io sono con loro, e qualcuna già la conoscevo, ci ho anche giocato insieme, quindi viene un po' più semplice. Però poi alla fine, quando entri in campo, insomma, un po' l'emozione della prima palla, ma poi passa tutto, è come se in realtà non avessi mai smesso. Poi quando esco dal campo i dolorini si fanno sentire, però quando sei lì giochi tranquillo. E poi la passione, cioè quella non muore mai, quindi ho cercato di resistere per mesi e mesi, però poi alla fine mi dispiaceva anche il fatto che loro fossero in questa situazione un po' così, con la palleggiatrice infortunata, e mi dispiaceva perché tutto il lavoro che c'è dietro, che c'è stato anche lo scorso anno, mi dispiaceva che si perdesse. E quindi sono venuta a dare al solito un piccolo contributo. Siamo venuti qua non consapevoli di perdere, perché io personalmente, anche la mia collega, entriamo in campo per vincere, poi giustamente ci proviamo, quindi poi quello che ci dice il campo, insomma, è il verdetto finale. Quindi è ovvio che oggi noi eravamo un pochettino più giù moralmente,
Però abbiamo provato in ogni caso a cercare di divertirci, perché insomma noi dobbiamo finire questo campionato, perché è giusto che è un impegno che abbiamo preso all'inizio lo dobbiamo portare a termine. Già io lo vedo, già è vincente da fuori la squadra, per cui la vittoria va costruita e se non ci sono tanti mezzi è difficile, però l'importante è che cerchiamo un po' di divertirci, almeno per l'amore e la passione che abbiamo per questo sport, con tutte le ragazze che in questo momento sono negli spogliatoi. Ecco, ha tessuto le lodi proprio della società della SEA Paragona, l'avversaria del Castelvetrano. Sabato prossimo un incontro importante a Pedara. Martina, sì. Come la vedi questa Sabato è un po' più tosta sicuramente di sabato, loro sono a metà classifica. Vediamo classifica e risultati nel frattempo. E giustamente loro cercheranno di fare punti, sono tutti in lotta per arrivare ai playoff, no? E quindi sarà una partita tosta, anche perché loro giocano in casa, avranno tifo, sono una bella squadra, molto fastidiosa, e quindi starà a noi imporre il nostro gioco e portarci i nostri 3 punti a casa. Vediamo la classifica dopo i risultati, con Santa Teresa di Riva sempre in vetta con 54 punti, SEA Paragona 51, mancano i 3 punti della partita di andata. Che dici Marti, oppure quei 3-2 hanno pesato? Beh, sicuramente i punti che abbiamo perso per strada pesano, però ovviamente la partita contro Santa Teresa forse è quella che brucia un po' di più, perché avendo visto la partita di ritorno in casa nostra, ripensare alla prima, insomma. Senza la Macedo e Jacqueline. Sì, a parte questo, è proprio l'atteggiamento che abbiamo avuto quando siamo scesi in campo all'andata contro di loro. Nonostante un super primo set, finito 31-29. Sì, magari se avessimo vinto quel set sarebbe andata anche diversamente, però se non abbiamo vinto ci sarà un motivo, quindi l'atteggiamento forse era quello sbagliato. Sì, il ritorno è stata una partita proprio una sì, vecchieria netta. Noi abbiamo lavorato molto sul nostro atteggiamento in campo, stiamo cercando appunto di cancellare i set persi. Pedara che cerca punti salvezza probabilmente, per cui sarà una partita tosta. Secondo me, a mio parere, loro sono salvi perché sono comunque una signora squadra e ovviamente loro si devono divertire e cercando di mettere i bastoni fra le ruote. ruote. Da perdere gioca molto più tranquillo e fa sicuramente un buon lavoro. Allora, abbiamo il servizio che riguarda proprio visite eccellenti nel post SEA Paragona Castelvetrano, il vicepresidente della FIPA nazionale Giuseppe Manfredi e i rispettivi presidenti regionali della Sicilia sono proprio venuti a tessere le lodi della società biancazzurra, a parlarci di Olimpiadi con i prossimi impegni delle nazionali maschili e femminili. Guardiamo il servizio e poi torniamo in studio. Do il benvenuto a Giuseppe Manfredi, il vicepresidente della Federazione Italiana di Pallavolo, che quest'oggi veramente mi ha dato l'onore e il piacere di essere qua con noi. Assieme a lui saluto l'affettuoso amico Giorgio Castronovo, il presidente regionale della federazione, e Davide Anzalone, che è consigliere federale, e non ultimo, ma sempre perché è sempre vicino alla realtà nostra, il presidente del comitato Acranisse, Massimo Scipetta. Invece quello che vorrei dire per quanto riguarda la pallavolo a livello nazionale, diciamo che è un momento di molto lavoro. Stiamo affrontando una serie di grossi impegni. Credo tutti quanti ormai sapete perfettamente che questo è l'anno in cui ci si prepara alle Olimpiadi e avremo il piacere, l'onore di avere qui in Sicilia il girone di qualificazione per le Olimpiadi. Quest'anno gli appuntamenti più importanti per noi sono 2. C'è il girone di qualificazione maschile e quello femminile. Guarda caso ne facciamo uno a Bari, quello maschile, e quello femminile a Catania. Quindi diciamo che l'attenzione verso le regioni del sud la federazione ce le ha, e ce le ha anche abbastanza marcate. Credo che al di là della squadra è tutto quello che c'è intorno che è molto positivo. Intorno
conoscevo già questa organizzazione, è inutile dire che non ho scoperto nulla di nuovo se non una conferma delle capacità organizzative di una società. Io dico solo, ne avessimo tante di queste società, siamo in B2, signori, essere qui, avere dei giornalisti che ti fanno delle domande, aver fatto già la conferenza stampa, io vi garantisco, non ho notizie di altre società, stiamo parlando di B2, non ho notizie di altre società. Però è naturale che se le squadre di vertice hanno il loro ruolo è quello di trainare, di trascinare. Sicuramente avere Santa Teresa e SEAP sarebbe bellissimo, la terza sarebbe ancora meglio, l'obiettivo sicuramente è che siano da traino per tutto il movimento. E siamo riusciti a convincere il Consiglio federale a far sì che dal prossimo anno il girone di B2 femminile sia solo e esclusivamente dedicato e assegnato a squadre siciliane e calabre. Quindi da questo momento in poi quelli che erano i problemi purtroppo delle nostre squadre, le trasferte di volta in volta o in Puglia o in Campania o addirittura in regioni più nord della Campania, e che creavano documento dal punto di vista economico alle nostre società per quanto riguardava le trasferte, i pernotti, grazie a quello che è stata la decisione del Consiglio federale. Il girone della B2 femminile sarà solo e esclusivamente dedicato alle squadre siciliane e calabre. Non mancava solo. Questo è l'allenatore dell'Akragas. Fabio, hai visto il vicepresidente nazionale della FIPA, ha parlato benissimo dell'organizzazione societaria della squadra di B2 che equivale a una squadra di Serie D di calcio praticamente. Beh, ma lì noi abbiamo Nino Di Giacomo che nella pallavolo è un dirigente di primissimo piano, insomma, con esperienza che è trentennale, quindi Nino Di Giacomo è il valore aggiunto anche per la SEAP Paracore. Io ricordo quando era con l'Akragas, probabilmente è talmente internazionale che c'è difficoltà a comprenderlo in una realtà come la nostra. Quindi in bocca al lupo a queste ragazze, ho visto che insomma stanno andando molto bene, speriamo bene. Io non so se tu sei mai stato al Palasport quest'anno, in questa stagione, no, ma è stata creata nessuna un'area, partita, però... ti dico subito, è stata creata un'area hospitality con tanto di catering durante la partita per gli ospiti. Ma lì c'è il copyright, uno store. Ma lì il copyright è Nino Di Giacomo, che dico ha una visione delle cose che non è quella provinciale che vediamo qui da queste parti, ma è una visione internazionale, direi. Quindi in bocca al lupo davvero alla società e alle ragazze. Basket Serie 2, sconfitta per la Fortitudo purtroppo in casa con Casale Monferrato. Ci sono le interviste del post partita ai due allenatori, poi torniamo in studio e commentiamo con Edoardo Fontana. Per noi è molto bella, nel senso che è uno scontro diretto, sapevamo che noi per andare ai playoff dobbiamo cercare in queste ultime 5 partite di fare il miglior risultato possibile e venire qui ad Agrigento, che è un campo difficilissimo contro una squadra che sta facendo una stagione secondo me di altissimo livello. Lo dice la classifica, lo dice il modo in cui la squadra gioca, lo dice il miglioramento dei singoli. Era uno step molto importante dopo le 2 vittorie consecutive casalinghe dalla ripresa dopo la Coppa Italia, per cui è una partita che ci rende assolutamente contenti, felici, e però non deve farci calare l'attenzione, perché il finale di campionato per noi sono ancora 4 partite e 4 scontri diretti e 4 incroci molto delicati in una classifica che comunque è sempre molto complessa. Adesso è ancora più difficile da leggere perché col turno di riposo bisogna stilare delle tabelle, per me è pressoché impossibile. Bruttissima di rendimento, di atteggiamento, di precisione, quindi sicuramente una partita negativa, al di là di alcuni sprazzi positivi, l'inizio e alcuni flash di 3-4 minuti nell'arco di tutti i quarti, 5 minuti. Troppo poco per vincere una partita come questa, troppo poco per vincere con un'eccellente squadra come Casale Monferrato. Avevamo preparato di fare alcune cose, soprattutto in attacco, e conoscevamo le loro qualità difensive e non siamo stati capaci di ostacolare le seconde e di eseguire le prime.
Quindi è chiaro che rispetto a molte altre esibizioni positive, sulle quali voglio dire avevamo speso parole importanti, oggi abbiamo sbagliato l'approccio, abbiamo sbagliato l'atteggiamento, abbiamo sbagliato l'esecuzione, la lucidità dell'esecuzione. Poi è chiaro che ci può essere una componente stanchezza in fondo all'anno, ci può essere una componente di condizione, ci possono essere tanti fattori, però in questo momento in cui tutte le partite contano, dobbiamo pensare che il nostro calendario ci porta a Roma e Rieti, due squadre che si stanno giocando la A1 o immediata o i posti nobili della griglia dei playoff, e abbiamo in casa il derby e l'ultima non giocheremo. Non siamo matematicamente nei playoff, questo è chiaro, per cui dobbiamo pensare, considerando quello che è stato il nostro rendimento in questa gara, adesso di andare a fare dei punti in una di queste 3 partite assolutamente difficili, per non restare dopo una grande stagione pur travagliata ma sempre positiva, nuovamente con un pugno di mosche in mano, cosa che sarebbe inaccettabile, sarebbe soprattutto, ma per noi stessi al di là di tutto. Partita negativa con un pugno di mosche in mano, ha ragione Ciani, Fontana? Sì, sicuramente è stato un atteggiamento sbagliato, magari soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà dovevamo essere più lucidi e costruire magari un'azione migliore, un tiro migliore contro la loro difesa sempre aggressiva per tutta la partita. Sappiamo che adesso serve far punti, soprattutto per entrare ai playoff. Ecco, siamo a un piccolo passo dai playoff, è quello che volevamo fare dall'inizio, è quello che comunque ci siamo conquistati, per ora siamo dentro, però è un attimo uscire perché ci sono molte squadre con 2 punti di differenza. Quindi sappiamo che le prossime partite saranno sicuramente importantissime. Cominciare dalla prossima Roma contro la capolista Virtus. Sì, sicuramente diciamo la becchiamo nel momento più difficile, in quanto loro puntano appunto a salire in A1, se la stanno giocando con Capodorlando e Rieti, e quindi per loro sarà ogni punto importantissimo, ma come anche per noi, come dicevo prima, quindi sarà una sfida tosta, ma sono convinto che col giusto atteggiamento possiamo giocarci fino alla fine. Dopo Roma arriverà Rieti ad Agrigento. No, dopo Roma abbiamo il derby con Trapani in casa e poi andiamo a Rieti. Sì. Sicuramente ci aspetta un finale di stagione molto, molto difficile. Speriamo bene, e in bocca al lupo a te e alla Fortitudo. Come pubblico invece come pubblico diciamo varia a seconda delle partite. Io personalmente mi aspetterei sempre di vedere il palazzetto pieno, anche se so che è difficile, però faccio un invito, ecco, a tutte le persone appunto di Agrigento a venire a sostenerci perché ne abbiamo bisogno. Soprattutto contro Trapani. Soprattutto nel derby, assolutamente, è bello vedere il palazzetto pieno che ti fa per perché no anche a Roma? Al Palalottomatica, dove giocate? Sì, Palalottomatica. Al Palalottomatica, perché molti agrigentini... Esatto, sicuramente avremo molto seguito anche a Roma, e questo è una cosa che fa piacere, soprattutto sentire magari il tifo in trasferta quando giochi fuori casa, è una cosa che ti può accompagnare a ottenere un buon risultato. Promozione, servizio che riguarda l'Akragas, che ieri è stata sconfitta inaspettatamente, promozione calcio ovviamente, dal Monreale. Abbiamo l'intervista a mister Falsone, poi rientriamo in studio. Non mancava solo 7 casi, Cimino, Falsone, qualcuno era infortunato, però questo non significa niente. Io purtroppo ormai sono navigato, noi mercoledì secondo me abbiamo dato tutto, e magari sia fisicamente che mentalmente non eravamo pronti ad affrontare questa partita come l'abbiamo affrontate tutte. Poi se ci metti che mancano 2 giocatori che sono capaci di saltarti l'uomo e metterti in porta, è normale che perdi anche queste partite. Il risultato magari potevamo pareggiarla, però dico, ci assumiamo tutte le nostre responsabilità tutti, però dalle sconfitte noi siamo sempre ripartiti alla grande, però questo non toglie tutto quello di bello che hanno fatto questi ragazzi. Volevamo il 4º posto ai playoff, diciamo al 90% ci siamo riusciti, però c'è il rammarico che alla fine potevamo arrivare anche terzi. Però ci può anche stare, ci dobbiamo anche accontentare, che qua ogni volta magari si vuole il massimo lo volevo anche io, però ripartiamo da questa sconfitta e cercheremo di recuperare tutti per fare queste 2 partite, cercare di fare 4 punti e arrivare ai playoff con tutti gli uomini, con tutti i 20 giocatori che avevamo al girone di andata. Però ripeto, questa sconfitta è pesante, ci ha delusi tutti,
però ho visto come ha risposto il pubblico, che ha capito che questa squadra non può giocare sempre ai stessi livelli. Noi mercoledì abbiamo speso tanto sia a livello mentale che a livello fisico e oggi sembravamo delle mummie dentro il campo, mi ci metto pure io. Si manca nel secondo tempo, quando ti manca 7 case Cimino è difficile che fai delle trame di gioco, devi giocare palla lunga e pedalare. Poi avete visto nel secondo tempo sono entrati tantissimi giovani, però diciamo dai, è andata così, cosa dobbiamo analizzare? Una giornata storta, però l'obiettivo cercheremo sempre di raggiungerlo e credo che alla fine ci riusciremo. Subito l'altra intervista che riguarda l'allenatore del Monreale, una vecchia conoscenza del calcio biancazzurro, Giovanni Oddo, ex centrocampista dell'Acragas degli anni 80. Vediamo cosa ha ricordato oltre a commentare la partita. Ecco, c'è stato forse un errore nel lancio del servizio, dovrebbe esserci l'intervista a Giovanni Oddo. Fabio, come vedi quest'Acragas, secondo te ha raggiunto l'obiettivo per come è stata costruita all'ultimo, le vicende societarie? Ricordate, quest'estate il rischio era di vedere sparire il calcio ad Agrigento, quindi come dire, fiducia massima a Totò Bottone, a Enzo Nocera, speriamo nei playoff, che magari i playoff sono una lotteria, poi può succedere davvero di tutto, noi dobbiamo sperare che succeda il miracolo. Poi bisogna anche, come dire, considerare da dove arriviamo e dove rischiamo di finire. Speriamo bene, dai, ancora non è finito. Tanto vediamo alcuni tifosi proprio nel prepartita, il vicepresidente Nocera. Che effetto ti fa sentire Enzo Nocera vicepresidente? Enzo Nocera è un grandissimo appassionato dell'Acragas, sicuramente da parte di Enzo non possiamo dubitare sul suo amore per questi colori, così come per Totò Bottone, quindi dobbiamo avere fiducia e speranza. Poi comunque è sempre una partita di calcio, quindi voglio dire, non sarebbe una tragedia. Andiamo avanti, proporremo ovviamente il servizio di Giovanni Oddo magari in un'altra occasione, perché siamo proprio ristretti con i tempi. Acragas che affronterà Racalmuto in casa domenica prossima e poi ultima di campionato della regular season a Palma di Montechiaro con la Gattopardo. Risultati della eccellenza: San Ciro Marineo Lercara 2-1, Partinico Salemi 3-1. Vediamo subito l'Acragas che appunto è stata sconfitta 1-0 con il Monreale. Racalmuto vedete che ha perso 3-0 a Palermo con il Borgonovo, per una classifica che vede San Ciro e Giorgio Marineo 68 punti insieme al Misilmeri, poi Salemi 60 e Acragas 55, il Monreale rosicchia 3 punti a squadra biancazzurra e accorcia 54, mancano 2 giornate, dobbiamo assolutamente vincere le 2 partite per evitare di non fare neanche i play-off, perché se l'Acragas dovesse arrivare quinta, Fabio, non farebbe i play-off con San Giorgio o Misilmeri, che una delle 2 arriverà seconda, perché il distacco è superiore ai 10 punti. Invece con il Salemi, come vede, sono 5 punti attualmente di distacco, per cui faremmo i play-off e poi la finale play-off con la vincente di Misilmeri Monreale attualmente, però potrebbe ribaltarsi la classifica nelle parti alte. Libertas 2010 Racalmuto di Alessandro De Caro, che è stata sconfitta a Palermo, 17 punti, penultima, in disperata ricerca di punti salvezza, però sarà davvero una partita difficile per i racalmutesi. Acragas a 55 punti. Allora vediamo subito adesso l'Eccellenza, perché siamo in chiusura. L'Eccellenza il Licata probabilmente è stato promosso in Serie D con qualche giornata di anticipo, ha vinto a Sant'Agata 2-1 e il Canicattì è contemporaneamente pareggiato a Castellammare, per cui questi 2 risultati hanno consentito alla squadra giallo-blu di arrivare in Serie D. Non so se ci sono addirittura delle immagini dei festeggiamenti in terra licatese, come vedete forse il pullman dei giocatori, piazza Sant'Angelo probabilmente questa. Questa è la piazza del comune, adesso non ricordo dove, c'era comunque all'inizio di Corso Umberto. Ecco, stavo per dire piazza Progresso, ma di piazza Progresso era Raffadale. No, piazza Progresso, credo che tu abbia ragione, dovrebbe essere quello. Ecco, come vedete appunto saranno felici ovviamente i tifosi biancazzurri dell'Acragas con queste immagini, ma era doveroso ovviamente celebrare il ritorno in Serie D del Licata. Fabio.
Beh, dai, è una squadra costruita assolutamente per vincere il campionato. Devo dire che il Canicattì fino all'ultimo ha provato a rovinare una festa, perché era comunque un campionato già scritto all'inizio dell'anno, insomma. Dai. Sono arrivati anche complimenti di Marcello Giavarini oggi su Facebook. È lì Catese, ci mancherebbe altro. Probabilmente c'è dell'altro, secondo me. Io non voglio parlare di Giavarini perché, come sapete, diciamo, lui sostiene che il fatto che lui si sia disinnamorato dell'Acragas fosse colpa mia. Secondo me non era colpa mia, ma era delle sue paturnie che aveva e che si è disinnamorato da solo, quindi lasciamo stare. Comunque complimenti, dico a lui, che è lì Catese, che la sua squadra del cuore è arrivata in Serie D. Prima categoria, risultati e classifica. In prima categoria l'Armerina praticamente va in fuga perché, come vedete, Raffaele Empedoclina 2-1 è stata sconfitta la squadra di Porto Empedocle. L'Armerina invece ha vinto 4-2 in casa col Villarosa. Mastelpronissa 0-2, questa è un'altra sorpresa, la squadra di San Cataldo sconfitta. Poi Ravanosa Branciforti 1-1, Città Nicosia gira 3-3, eccetera eccetera. Vediamo la classifica. Anche il Gemini sconfitto a Leonforte, vede Armerina 53 punti, quasi ad un passo dalla promozione in promozione, Empedoclina 45, Master Pro 44, Raffaele 43, Leonfortese 42 faranno i playoff. Complimenti anche all'Aragona che si è ripresa in una zona tranquilla di classifica. Poi in basso Agire e Branciforti praticamente faranno i play-out, ma c'è anche in gioco Gemini e Nissa che se la giocheranno in queste ultime giornate. Calcio a 5, complimenti all'Acragas Futsal perché è salva matematicamente il suo primo torneo di professionistico di Serie B, torneo nazionale. Acragas Futsal Mascalogia 5-3, questo risultato ha consentito alla squadra dei mister Castiglione praticamente a salvare la categoria. Vedete, Acragas 23 punti matematicamente salva, il Melilli poi in vetta con 52, Mabonat, Polestina, Regalbuta e Cataforio faranno i playoff. Polesportiva Futura playout, retrocessa ormai l'Acripus Mascalocia. Complimenti alla dirigenza ovviamente biancazzurra e a tutti i giocatori dell'Acragas Futsal. Pallamano femminile Serie A2, risultati e classifica per le ragazzine di Lillo Gelo che hanno ancora vinto contro Licata 21-14, ricordiamo ragazzine piccolissime che vanno dagli 11 ai 15 anni, che hanno esordito in Serie A2, in un vivaio che è in prospettiva, creato da Lillo Gelo e Umberto Gelo, per una classifica che vede Girgenti a 4 punti, ma l'obiettivo ovviamente è fare esperienza e crescere le ragazzine appunto fantastiche di Lillo Gelo. Chiudiamo con la pallamano maschile, risultati e classifica. Se non sbaglio la pallamano Girgenti è stata sconfitta in casa 27-30, in vetta dovrebbe esserci ancora Siracusa, la pallamano Aretusa che è andata a vincere praticamente 21-30 contro la pallamano Villaurea. Vediamo la classifica. Comunque Agrigento dovrebbe essere al terzo posto, scivola al terzo posto, in vetta le due siracusane, Albatro Team Network e pallamano Aretusa, però margini di recupero, almeno speriamo, anche nei playoff per la pallamano Girgenti. Io ringrazio Fabio Russello della Sicilia.it per il suo intervento, spero di averti di nuovo presto, Fabio. Se posso, perché no? È sempre un piacere per me. Compatibilmente con i tuoi impegni. Ringrazio Martina Baruffi e auguro ovviamente una pronta guarigione, un pronto ritorno in campo. Quando pensi, Martina, più o meno di... Dai, facciamo un... Prima della fine di aprile. Prima della fine, dunque ci sarai per i playoff? Sì, certo. Speriamo di non farli e di andarci direttamente. Speriamo. Incrociamo le dita. Ringrazio Edoardo Fontana, guardia della Fortitudo, in bocca al lupo, soprattutto per domenica, Edoardo contro Roma. Ce ne sarà bisogno sicuramente, grazie. Grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito, appuntamento a lunedì prossimo, grazie.